Obiettivo ripartire, obiettivo scordarsi. Questa settimana terribile per il Gemini che vuole tornare alla vittoria, vuole tornare a sorridere, a guardare lì su quel posto che l'Aragona si è preso 7 giorni fa nello scontro diretto e che ha accumulato il suo vantaggio dopo un turno infrasettimanale che ha visto anche la prima sconfitta interna per la formazione di Mister Ancona, che stringe la mano al Fulgatore per iniziare la gara di oggi. C'è il giovane Licata che sfida il suo avversario. Licata entra in aria, palla al centro, Stassi fa il velo, Lucera! Intanto pensiamo a Stassi che va con il destro, Mistretta, grande parata. Lucera vuole inventare per Stassi, è in aria il pallone, esce in qualche modo il Fulgatore, ma c'è ancora Colley al limite. Colley col mancino, Mistretta gioca a corto, Mangiapane con Lucera, ancora Lucera, è in aria, pallone raso terra, chiuso e poi ha provato a rovesciata con lei, spunta Muratore, destro che si alza e non si abbassa più, andrà Lucera, che arriva al centro sul secondo palo, lo stacco poi di Messineo bloccato sulla linea, discussioni, sono un po' di discussioni, pallone che arriva al centro, Mistretta con i pugni, arriva poi Lucera, Mistretta un'altra volta mantiene la porta inviolata. Può andare il Gemini, tutto regolare, ancora Lucera, si accentra, Lucera chiama palla per Stassi che salta, Mistretta, ancora Stassi al centro, trova deviazione vincente, 1-0 Gemini, con la rete addirittura di Antona che ha cavalcato tutta la parte del campo bianco-blu per andare a festeggiare in maniera anche rocambolesca il gol del vantaggio in questo campionato. E poi anche appunto Berri, occhio a Licata, può andare Licata alla lunetta, Licata va Lucera, si è trasformato nel trascinatore, occhio l'errore qua dietro di Messineo, può andare quindi Spanò dove c'è ancora Todaro, al limite prova il tiro bloccato da Berri che però sguscia il pallone, ancora Todaro a terra, la pica, bloccato tutto regolare, tutto sul pallone, 2 giocatori a terra del Fulgatore, prova Girrone, la blocca De Miere che prova a cercare Todaro, viene fermato da Mangiapane, errore, Todaro davanti alla porta, incredibile, errore, un rigore in movimento di Todaro, occhio a Spanò, ancora lui, per farsi vedere, arriva il sinistro, tentato da Todaro, bloccato un'altra volta De Miere, ancora lui, Lucera aspetta, va con il sinistro, chiama Stassi, può girarsi Stassi, aspetta ancora Stassi, ci ha messo il guantone Mistretta, calcio d'angolo, va Lucera per Stassi, Mistretta, un miracolo autentico, ma c'è anche Lucera, va Secter, Mistretta, un'altra volta Mistretta, e allora ancora Gemini con Lucera sul filo del fuorigioco, ma è tutto buono, Lucera in area, Lucera colpito, fallo, calcio di rigore, aveva già tirato Lucera ma l'intervento di Russo è considerato irregolare, tira il dischetto, fa 0-2, settimo gol in campionato per Stassi, Fulgatore che sbaia quest'altro pallone e allora contropiede Gemini, Lucera in aria, Lucera passaggio al centro per Marrone, il tocco sotto che chiude i conti, Fulgatore 0, Gemini 3 in contropiede, un'altra volta Lucera è devastante, finisce qui 0-3, bastano le reti di Antona, Stassi e Marrone al Gemini di Mister Ancona che torna a sorridere.